Sono 50 i top wine della nostra regione per il 2013 che un'apposita giuria composta da sommelier ed esperti del settore ha selezionato tra i 655 campioni testati ed approvati. Il fatto è emerso nel corso della presentazione della guida The Italian Wine of Friuli Venezia Giulia, la pubblicazione all'interno della quale sono racchiuse le eccellenze vinicole delle 4 province della nostra regione. Edito e voluto dalle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, la guida ai nostri vini è giunta quest'anno alla sua 12ª edizione. Per poter stilare la classifica sono state compiute 743 degustazioni anonime, condotte rigorosamente alla cieca, dalle quali sono stati scelti 655 vini, di cui 498 hanno ricevuto il giudizio di Exquisite, 107 Excellent ed infine i 50 Top Wine. Di questi il 70% appartiene alla categoria dei bianchi, mentre il 30% a quella dei rossi. Per quanto riguarda invece la distribuzione geografica, il 59% proviene dalla provincia di Udine, il 21% da quella di Gorizia, il 18% da quella di Pordenone e la parte rimanente da quella di Trieste. La premiazione dei 50 migliori vinaioli, iniziativa che fa parte della rassegna Pordenone Wine and Food Love, è avvenuta nel corso della serata svoltasi all'interno dei vivai cooperativi di Rauscedo. Il presidente della Guida Vini del Friuli Venezia Giulia, Sergio Lucchetta. Per fortuna i vini del Friuli Venezia Giulia continuano a mantenere alto il livello della loro qualità, continuano a tenere alto il nome del Friuli Venezia Giulia. Anche quest'anno siamo arrivati a questo stop, una volta all'anno noi presentiamo i top wine. In questo momento io, che sono il presidente guida, non so ancora quali sono i top wine, e questo sta a dimostrare la validità di questa guida e l'autorevolezza di questa guida. Voi sapete che i vini vengono degustati in modo anonimo, per cui è alla fine del percorso che i vini vengono messi in ordine di qualità, e solo oggi le aziende e noi tutti sapremo quali sono i 50 top wine di quest'anno. Tra l'altro una guida che si rinnova stando al passo con i tempi, a breve anche una app, un'applicazione per i telefoni cellulari. Entro la fine dell'anno verrà fatta l'applicazione app sia su Apple che Android, quindi potrà essere sempre portata in tasca questa guida. Ma la guida, oltre che orientare i consumatori, rappresenta anche un ottimo strumento di marketing territoriale per promuovere l'enogastronomia e il turismo delle 4 province del Friuli Venezia Giulia, come sottolineato dal presidente della Camera di Commercio di Pordenone, Giovanni Pavan. Ho particolarmente piacere che in provincia di Pordenone, qui ai Vivai di Rauscedo, oggi si presenti la guida ai vini, proprio per il fatto che partiamo dalle radici, vero? E da quello poi generiamo anche una catena che arriva fino alle nostre produzioni di eccellenza. E certamente il vino, fortunatamente in questo momento, è ancora un comparto che dà dei segnali positivi, e penso anche che le prospettive siano buone. E quindi credo che questo dimostri anche il fatto di quanta attenzione i nostri produttori di vino hanno messo nella produzione e nel marketing anche. Che avere poi tra l'altro qui cantine e vini di estrema qualità, ormai la guida ai vini ne è una dimostrazione di quante qualità esiste nel nostro territorio, ci consente anche di poter portare avanti quel progetto di valorizzazione territoriale che quindi vede la qualità del vino, vede le cantine, vede un nostro territorio importante, probabilmente fino a questo momento poco conosciuto. Questi sono gli elementi che considerano anche un progetto di turismo che quindi va coniugato tutto insieme. Quindi noi abbiamo tutti gli elementi per poter pensare di portare avanti un progetto complessivo che è un progetto turistico sì, ma mette un'eccellenza che è il nostro vino e mette anche un nostro territorio.